Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo qui per il nostro consueto appuntamento mensile di Clip, oggi nella formula straordinaria che ci offre sempre l'Università di Parma, nella persona del professor Gragnoli, che ringrazio per l'organizzazione di questo evento Blended in tema di esternalizzazioni e reinternalizzazioni dei servizi pubblici. Passo con piacere la parola al professor Boscati per un saluto di apertura. Grazie alla collega Zilli, veramente velocissimo, se non un ringraziamento al professore Gragnoli per avere anche quest'anno voluto ospitare un incontro di Clip, il settimo, su un tema sicuramente molto, sempre molto caldo, il tema delle esternalizzazioni e reinternalizzazioni dei servizi pubblici, con tutte le problematiche che questo comporta sul personale. Ringrazio lui, ringrazio il presidente Brusati, il consigliere Bellè e il professore Romei che ci onorano insomma, di questa partecipazione questo pomeriggio, questa formula blended. Parma ha questo unicum, cioè questa formula, diciamo così, mista che insomma è molto, come dire, ha molto appeal, ha avuto molto appeal e sicuramente avrà molto appeal anche quest'anno. Io francamente non ho nulla da aggiungere perché le cose che voglio ascoltare sono tante, sono certo che emergeranno moltissimi profili di interesse, quindi cedo la parola a Parma, segnatamente al presidente Brusati, che da come mi è stato, come dire, indicato, a meno che non ci siano diverse indicazioni, che ovviamente siete voi, farà questa parte, diciamo così, introduttiva del tema, che poi conoscendolo sarà molto di più dell'introduzione, per poi passare la parola al consigliere Bellè, al professore Romei, poi le conclusioni, al professor Gagnoli, che alla fine mi ripasserà la parola per dare un senso alla mia presenza di oggi, solo per dire due cose anch'io, per poi cedere nuovamente alla collega Zilli. Grazie veramente a tutti e il piacere di iniziare a sentirvi. Grazie. Bene, grazie a tutti voi, buona giornata. Un ringraziamento a tutti i professori che mi hanno coinvolto meritatamente in questa iniziativa. Un saluto ai due bravissimi relatori, il collega Bellè che dobbiamo anche, come dire, omaggiare per il nuovo incarico, dobbiamo congratularci con lui col nuovo prestigioso incarico, e il professor Romei che ho avuto il piacere di conoscere ieri per telefono e che vedo molto volentieri dal vivo. Sarò rapidissimo, salvo eventualmente riprendere una volta sentite le due relazioni fondamentali. I due temi sono interessantissimi, di grande attualità, direi prevalentemente forse, viste le tendenze degli ultimi anni, il tema delle reinternalizzazioni, piuttosto che mi sembra cominciare a riprendere attenzione e rilevanza pratica rispetto al tema delle esternalizzazioni che ha goduto di grande successo in anni non recentissimi. Il professor Romei e il collega Bellè ci parleranno in modo particolare degli articoli 31 del testo unico e dell'articolo 19 del decreto legislativo 175 del 2016, soltanto li ascolteremo con grande attenzione, salvo eventualmente qualche ulteriore intervento sulla base di alcune sentenze, a mio avviso molto interessanti, della giurisprudenza più recente, alcune delle quali redatte direttamente dal consigliere Bellè. Temi diversi tra di loro, ma credo che accomunati da alcuni argomenti fondamentali. Innanzitutto direi la posizione degli enti pubblici interessati, degli interessi in gioco, della loro delibera, della loro decisione, credo fondamentale, di perseguire caso per caso nel miglior modo possibile gli interessi e le funzioni che competono loro nella appunto finalità di fornire un servizio sempre migliore, interesse che però non deve essere, a mio modesto avviso, prevalente su un altro interesse fondamentale, che è quello di tutti i lavoratori coinvolti che sono interessati sia nelle o meno dal trasferimento ai sensi dell'articolo 31 o ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 176, con quindi la necessità innanzitutto di capire esattamente qual è la loro posizione, qual è la loro, diciamo,
quali sono i presupposti del mutamento della loro posizione lavorativa e a maggior ragione quali sono i presupposti fondamentali un elemento fondamentale che è quello della tutela della loro posizione giuridica e della loro posizione economica. Ci sono principi costituzionali in gioco come quelli dell'articolo 97 fondamentali, secondo e quarto comma. Mi pare che una importanza centrale abbia anche l'articolo 2112 del Codice Civile, che è richiamato espressamente solo ai fini dell'applicazione della normativa dall'articolo 31, ma che mi pare sia sullo sfondo nel caso in cui, e credo possa venire in gioco, nel caso in cui il semplice trasferimento di attività o di funzioni si accompagni anche in concreto ad un trasferimento di attività economica organizzata. Altro tema mi pare fondamentale è quello di delineare con la migliore precisione possibile il cosiddetto status di dipendente pubblico e i presupposti della sua acquisizione, che mi pare siano anche questi elementi rilevanti nella attuazione delle fattispecie delineate dall'articolo 31 e dall'articolo 19 e che mi pare, poi concludo questa brevissima introduzione, passo immediatamente la parola al collega consigliere Bellè, mi pare che abbiano avuto una importanza fondamentale nella risoluzione di alcuni abbastanza recenti contenziosi definiti davanti alla Corte di Cassazione e che proprio, mi pare, valorizzando anche, non solo, ma anche la esistenza o meno di questo status di dipendente pubblico, hanno portato per il lavoratore interessato ricorrente a esiti diametralmente opposti. Faccio riferimento in modo particolare alla Cassazione 9568 del 2021, quale eventualmente dopo ritorniamo, e viceversa alla Cassazione numero, a mio avviso molto importante, 6290 del 2020. Direi che questa introduzione è stata fin troppo lunga, mi scuso e passo immediatamente la parola al consigliere Bellè, che parlerà da par suo, cioè benissimo, come già lo conosciamo e lo saluto nuovamente, credo in modo particolare dei presupposti dell'articolo e dei vari aspetti dell'articolo 31 del testo unico. Grazie. Grazie Stefano, grazie agli organizzatori. Siamo divisi con il professor Romeo un attimino gli argomenti. Io cercherò di fare un inquadramento generale della figura della fattispecie su cui discutiamo, partendo dal tema delle esternalizzazioni. Perdonatemi se dirò cose scontate, tendenzialmente serve molto a me stesso partire dalle cose scontate e cercare di riportare il ragionamento ad aspetti di base semplici. Serve a me stesso per illudermi quantomeno di capire quello che vado a dire. Dunque, l'esternalizzazione è un fenomeno per cui per certi enti pubblici dismettono la gestione di un servizio che precedentemente gestivano e lo trasmettono appunto la gestione del servizio ad altre forme, a soggetti diversi dall'originario gestore, fino al caso estremo addirittura della cessazione dell'ente pubblico per trasmissione totale dei propri servizi ad altro soggetto. Rispetto a questo fenomeno, che è un fenomeno ovviamente che non riguarda soltanto il personale, ma riguarda scelte discrezionali dell'amministrazione nell'orientarsi in questo senso, rispetto ai fini che la pubblica amministrazione ha, con riferimento al personale nella sua interezza o una pluralità di dipendenti, a seconda di quale sia l'ampiezza del raggio della esternalizzazione, comporta mutamenti del rapporto di lavoro, evidentemente in primis e centralmente sul piano soggettivo, nel senso che il datore di lavoro, dopo l'esternalizzazione, il datore di lavoro di questo personale non è più
lo stesso, quindi è un fenomeno spiccatamente intersoggettivo e con effetti ex lege, nel senso che questo trasferimento della titolarità sul piano datoriale del rapporto è un effetto che deriva dalla normativa, che poi analizzeremo, a prescindere dalla volontà del lavoratore. Quindi fenomeno intersoggettivo che distingue questo mutamento del rapporto da tutti i fenomeni in cui i mutamenti all'interno del rapporto, sotto il profilo anche della dislocazione fisica della prestazione, si manifestano all'interno del rapporto esistente, quindi trasferimenti, comandi presso altri enti, ci sono anche ipotesi in contrattazione collettiva di condivisione dei rapporti di lavoro fra più datori, che però evidentemente in questo caso non sollecitano un profilo intersoggettivo, un profilo di trasferimento sul piano della titolarità della posizione datoriale in capo e dell'intera posizione datoriale in capo ad un altro soggetto. Non sono quindi al contempo, per altro verso, all'interno di questo tema, le trasformazioni questo è un piano descrittivo, le trasformazioni che derivano da trasformazioni dello stesso ente da ente pubblico ad ente privato. C'è una Cassazione che appunto a fini descrittivi può essere utile, 25823 del 2014, che dice proprio questo, dice non si applica l'articolo 31 e l'articolo 2112, non si applicano nel caso in cui quello che avvenga è una trasformazione del medesimo ente, appunto perché non si realizza questo fenomeno di traslazione intersoggettiva. L'effetto, come abbiamo detto, è ex lege, previsto dall'articolo 31, e quindi si distingue da tutte le altre ipotesi in cui effettivamente viene in gioco una situazione di traslazione intersoggettiva, ma che si basano sulla volontà delle parti, quindi tutte le vicende che riguardano la mobilità individuale, cosiddetto passaggio diretto ex articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, ma anche la mobilità collettiva per molti versi, per quanto molto più articolata. Queste risalgono poi nell'accettazione ultima di un altro datore di lavoro a una scelta volontaria del lavoratore. Qual è il senso dell'articolo 31 del decreto legislativo, che appunto stabilisce che in caso di conferimenti, trasferimento o di conferimento dell'attività trovi applicazione la disciplina dell'articolo 2112, il senso è quello di una migliore gestione del servizio, scelta discrezionale, come abbiamo detto, che visto in controluce rispetto all'articolo 2112, al trasferimento di azienda in ambito privato, in senso stretto privatistico, ha connotazioni e colorazioni sue proprie all'interno della pubblica amministrazione. Nel privato, evidentemente il trasferimento di azienda può rispondere anche ad esigenze di profitto in sé considerate. Questo è il senso dell'operazione molto generico dal punto di vista economico. Dal punto di vista lavoristico, l'operazione comporta la creazione e la necessità di gestire un esubero di personale, perché se esternalizzo ho del personale che mi serviva per quel servizio e non mi serve più, e di converso si sorge l'esigenza di disciplinare e di valutare come si svolga la tutela dei lavoratori in ragione di queste vicende. Come vi ho detto, la formulazione dell'articolo 31 è estremamente ampia, parla di trasferimento, di conferimento di attività. Si prescinde quindi dallo strumento dallo specifico strumento utilizzato per realizzare questo effetto di esternalizzazione, con quanto ne consegue sul piano del personale. Ci può essere un vero e proprio trasferimento di azienda o di organizzazione, la creazione di soggetti privati o pubblici a cui trasferire le attività, la creazione di società a partecipazione pubblica a cui conferire o comunque il conferimento della società preesistente a partecipazione pubblica, fino anche alla concessione del servizio all'esterno a terzi attraverso anche l'eventuale trasferimento del personale. Sul piano giuridico credo che si debba comunque confrontare
col fondamento euro-unitario della disciplina dei trasferimenti di attività o di azienda, cioè la direttiva 2001/23 CE, perché comunque, lo vedremo poi nel prosieguo, è con questa direttiva che si devono fare i conti a vario titolo, insomma. La direttiva, lo sappiamo, è la direttiva che tutela le condizioni di lavoro in occasione del trasferimento dell'azienda. La ragione della tutela dell'esigenza di tutelare i lavoratori in occasione del trasferimento dell'azienda è evidente, perché è un evento che dovrebbe essere, diciamo, tendenzialmente non ordinario della dinamica di un rapporto di lavoro, comporta evidentemente rischi, modifiche e quant'altro, e non deve essere, questo ragionando sul piano del privato, nel momento in cui il privato fa mercato dell'azienda, perché l'azienda è un bene, quindi il privato ne può fare mercato, lo colloca altrove nel suo interesse, anche per il suo profitto, come abbiamo detto in precedenza, non può essere che di tutto ciò del trasferimento facciano le spese, secondo l'impostazione di fondo della direttiva, facciano le spese i lavoratori che sono l'azienda. Abbiamo in più incontri presso l'Università di Parma, ci siamo ripetuti questa cosa: i lavoratori sono l'azienda, ma il ragionamento si può svolgere anche per la pubblica amministrazione. La gestione di certi servizi, nella gestione di certi servizi i lavoratori sono l'organizzazione dei servizi stessi, e a ben vedere se non devono subire i lavoratori le conseguenze della persecuzione del profitto da parte del datore di lavoro, non diversamente nel momento in cui la pubblica amministrazione, per sue ragioni giustamente ispirate alla migliore persecuzione dell'interesse pubblico, nel momento in cui esternalizza i servizi e trasferisce i rapporti di lavoro presso altri soggetti che possono dare garanzie anche minori, diverse, o comunque modificare il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, evidentemente è un interesse datoriale comunque che muove tutta la dinamica, e non è palesemente giusto che le tutele, che i lavoratori in queste condizioni non abbiano tutela. Però rispetto ai rapporti di lavoro pubblico la direttiva ci pone diciamo una strettoia, perché l'articolo 1, lettera C, nella direttiva si afferma che non costituisce trasferimento di azienda, quindi non comporta l'applicazione di tutte le tutele imposte dal diritto euro-unitario, la riorganizzazione amministrativa di enti pubblici o il trasferimento di funzioni tra enti pubblici. Quindi diciamo una lettura testuale, sommaria del testo della direttiva, si può essere portati a ritenere che la pubblica amministrazione sia estranea a questo tipo di fenomeno, a questo tipo di esigenza di tutela. La Corte di Giustizia ha inteso questo passaggio in modo molto rigoroso, nel senso che ha inteso il riferimento al trasferimento di funzioni pubbliche come riguardante diciamo, l'esercizio delle funzioni dei poteri pubblici caratterizzanti un certo ente, una certa pubblica amministrazione, mentre la tutela viene comunque riconosciuta dalla direttiva se si tratta di, mi riferisco per quanto ci riguarda, perché poi è quella la sentenza che diciamo ha più influito nel settore delle esternalizzazioni nell'ambito del diritto interno, alla pronuncia del settembre 2001 cosiddetta Scatolon, su cui poi torneremo anche magari più avanti più in dettaglio, nel senso che se si tratta se quello che viene trasferito è un'organizzazione che è suscettibile anche di esercizio privato, e proprio perciò viene trasferita all'esterno, questa organizzazione è da ritenere in sé estranea alla funzione pubblica in senso stretto. Ecco, appunto, il caso della Scatolon era il passaggio di personale ATA dalle province, personale ATA, quindi personale ATA che fanno le funzioni di bidelli, gli addetti alle cucine, alle mense della scuola, eccetera, dalle province al Ministero,
la Corte di Giustizia ha ritenuto che questo tipo di passaggio del personale in qualche misura organizzato che svolgeva queste funzioni non fosse al di fuori delle tutele della direttiva, che dovevano quindi essere comunque assicurate. Un caso forse per certi versi analogo è quello deciso dal 2023 della Cassazione 29.339, in cui si è ritenuto che in un caso in cui la provincia di Ascoli veniva scorporata in 2 nuove province, l'attribuzione alla provincia di Fermo di una parte del personale fosse una procedura che avesse il senso del trasferimento dell'attività e quindi dovesse soggiacere alla disciplina, alle regole di tutela dell'articolo 31. Ovvero sia, sostanzialmente l'articolo 31 rinvia all'articolo 2112 sotto il profilo della disciplina e quindi sappiamo che l'articolo 2112 è la ricaduta interna della direttiva eurounitaria alle tutele di ambito eurounitario. Nell'ambito della giurisprudenza ci sono casi, ad esempio, in cui si è ritenuto che viceversa il venir meno della funzione apicale per soppressione di un ente e trasferimento delle attività amministrative di questo ente presso un altro soggetto pubblico, nel caso della soppressione dell'INPDAP per confluenza in INPS, giustificasse l'impossibilità giuridica di prestazione del direttore generale che esprime questa funzione apicale, quindi forse rimaniamo nell'ambito dell'interpretazione della norma della direttiva di cui vi ho detto, quindi esprimeva proprio l'esercizio del potere pubblico, per lui non c'è tutela di continuità del rapporto, mentre il personale, evidentemente, il personale che svolgeva quel servizio amministrativo e che dall'INPDAP è passato all'INPS aveva diritto al mantenimento delle condizioni nei termini di cui andremo a dire. Attenzione, la norma non regola, l'articolo 31 regola il passaggio da enti pubblici, del trasferimento di attività da enti pubblici ad altri enti pubblici o ad enti privati, non il caso inverso in cui poi sostanzialmente di cui poi sostanzialmente si deve occupare ragionando in termini di reinternalizzazione, cioè quando il servizio svolto all'esterno viene portato all'interno, e questo per le ragioni che ora poi andremo a dire più in dettaglio in ordine alla necessità di acquisizione del personale presso la pubblica amministrazione solo mediante concorso, la necessità di copertura del personale attraverso dotazioni che hanno margini di forte rigidità in ragione anche delle esigenze finanziarie dell'amministrazione stessa. Dunque, venendo più in dettaglio al contenuto della norma dell'articolo 31, quello che si evidenzia principalmente è che si parla di trasferimento di attività a cui si applica la tutela dell'articolo 2112. L'articolo 2112 del Codice Civile si occupa del trasferimento di azienda, che è concetto a livello quantomeno astratto diverso da quello di attività, perché l'azienda è un bene giuridico che si caratterizza per una presenza all'interno di esso di beni materiali, di attività personali, di un'organizzazione che fa da collante e che esprime il proprio di questo bene giuridico. L'attività è, diciamo, il frutto di una certa organizzazione, di una certa produzione di un servizio che viene reso per il pubblico. Certamente poi quando si va nei dettagli le due nozioni sembrano molto avvicinarsi, perché si ritiene che sia ramo di azienda quando un'azienda, ovviamente in un'azienda un ramo può svolgere un'attività tipica, specifica e godere anche dei servizi generali che le strutture più ampie dell'azienda assicurano per tutta la pluralità delle articolazioni in cui l'azienda si manifesta, e tuttavia la Cassazione ritiene che sia ramo di azienda anche quello che riguarda i soli lavoratori che svolgono
una certa attività, con esclusione quindi che sia addetto a servizi generali, e che, se sono tra loro organizzati, il conseguente trasferimento di questi lavoratori e dell'organizzazione che li connota sia comunque trasferimento di ramo di azienda. Quindi andiamo molto molto vicini al concetto di attività, per quanto ci sia sempre questo concetto di organizzazione che caratterizza il bene azienda. Forse il caso estremo che rientra all'articolo 31 e forse non all'articolo 2112 è quello del trasferimento di lavoratori e di un'attività in cui il cedente, il trasferitario, il cessionario dell'attività stessa riorganizza completamente i lavoratori, proprio per trovare una distinzione che sia non solo sul piano teorico astratto, ma anche che in concreto manifesti dei casi che sono di un tipo, cioè rientrano nell'articolo 31, ma non necessariamente rientrerebbero nell'articolo 2112. Questa diciamo, associazione di dati non perfettamente coincidenti sarà intesa dalla Cassazione nel senso sostanzialmente dell'indifferenza, della necessità di individuare in ciò che è stato trasferito in un'azienda. È sufficiente dimostrare che è stata trasferita l'attività per ottenere gli effetti e le eventuali tutele che conseguono all'applicazione dell'articolo 2112. In alcuni casi la Cassazione è arrivata a dire anche che in ambito di pubblica amministrazione forse azienda è l'attività. Sostanzialmente 3747 del 2023 ha detto una cosa di questo tipo. Io non so se sia strettamente necessario, mi sembra sufficiente dire che semplicemente la fattispecie si caratterizza a prescindere dal fatto che si possa individuare un'azienda. Detto questo, anche per stare nei tempi e comunque avviarci alle ulteriori poi considerazioni che potrà fare il professor Romei, dobbiamo affrontare due temi. Uno è quello degli effetti dell'articolo, quali sono gli effetti dell'articolo 31 e del trasferimento di attività. Come si è detto, ontologicamente nella struttura della fattispecie che vi ho descritto, il fatto che si realizzi una continuità dei rapporti ex legge, quindi a prescindere dal fatto che il lavoratore voglia andare o non voglia andare, o anche a prescindere dal fatto che il datore voglia mandare o non voglia mandare, l'effetto è ex legge per il fatto che vi è il trasferimento dell'attività. Si determina il trasferimento del rapporto da un datore ad un altro datore. Ci possono, immagino, non mi risulta contenzioso specifico su questo punto, ma si può sicuramente manifestare, possono quando specialmente sono singoli, come spesso accade, singoli servizi ad essere esternalizzati, ad essere trasferiti, ci possono essere difficoltà nell'individuazione di quale sia la manodopera effettivamente addetta a quei servizi, per lo stesso fenomeno che vi ho detto prima, cioè quello per il fatto che ci possono essere servizi generali che sono gestiti da altri dipendenti e che interessano comunque anche l'attività che viene trasferita proprio per la sua esistenza. È probabile che in questi casi il lavoratore che pretenda di essere trasferito o viceversa pretenda di non essere trasferito possa sollecitare valutazioni sul profilo della prevalenza qualitativa e quantitativa del suo apporto all'uno o all'altro profilo organizzativo del datore di lavoro. Evidentemente anche in ragione della strutturazione delle dotazioni organiche e quant'altro, insomma, immagino che un contenzioso potrebbe trovare indirizzo sotto questo profilo. Dal punto di vista del trattamento economico, la continuità del rapporto comporta, anche per regole evidenti che si applicano al rapporto di pubblico impiego, l'applicazione ai lavoratori trasferiti del CCN, del contratto collettivo nazionale del cessionario. Proprio su questo punto si sono create poi le questioni, diciamo, annose che sono alla fine scaturite nella sentenza della Corte di Giustizia Scatolone, e qui i dettagli è meglio forse risparmiarceli. Quello che conta sono il principio che la Corte di Giustizia ha stabilito e che la Corte di Cassazione ha attuato nel diritto interno, che è quello per cui il trasferimento dell'attività
proprio in ragione di quei principi che ci siamo detti in partenza, cioè che non può essere che la persecuzione dell'interesse del datore si traduca in un pregiudizio per il lavoratore. Il trasferimento di attività e il collegato trasferimento di personale non può comportare un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita presso il datore di lavoro cedente, nel senso che la valutazione deve essere fatta attraverso la ricostruzione, secondo la Cassazione che poi ha attuato la sentenza Scatolon, che è la cui prima pronuncia 20.980 del 2011, poi di seguito sempre confermata ed anche sviluppata nei termini di cui vi dirò. Bisogna procedere alla ricostruzione della condizione retributiva globale presso il datore di lavoro di provenienza, considerando tutte le voci fisse e continuative e non occasionali di quel rapporto, per confrontarla poi con la retribuzione che la contrattazione collettiva prevederebbe presso il datore di lavoro cessionario ed impedire che vi sia la Corte di Giustizia, come è naturale un po' nella sua funzione, se utilizza dei termini generici, una condizione retributiva globalmente conforme, quindi si può vedere se diciamo variazioni minime non abbiano rilievo. Comunque il principio è questo: tendenzialmente bisogna che il trattamento non sia peggiorativo e si mantengano i valori precedenti. Nel caso in cui i valori precedenti siano superiori, è attribuito, sorge il diritto del lavoratore trasferito ad un assegno ad personam, ritenuto, come tutte queste tipologie di assegni dalla Corte di Cassazione, di regola, anzi diciamo in questo caso sicuramente riassorbibile, nel senso che con gli aumenti della retribuzione che derivano dall'applicazione dei contratti collettivi presso il cessionario si deve appunto neutralizzare nel tempo l'attribuzione di questo assegno supplementare, finalizzato soltanto ad assicurare che nell'occasione del trasferimento dell'attività non ci siano danni per i lavoratori. Viceversa, la Cassazione ha posto l'accento più sull'interesse datoriale o dei lavoratori che già compongono la compagine del soggetto presso cui eventualmente pubblico, qua ci occupiamo di soggetti pubblici in questo caso, presso il quale vengano trasferiti i lavoratori, nel senso che nel trasferimento ovviamente i profili che riguardano l'anzianità vengono ricalcolati e rideterminati presso il datore di lavoro cessionario secondo le regole proprie del datore di lavoro cessionario, col mantenimento di quella condizione retributiva globale di cui vi ho detto, ma con la possibilità per il datore di lavoro cessionario, nel valutare l'anzianità ai vari fini per i quali essa può rilevare all'interno della sua organizzazione per progressioni orizzontali, per trasferimenti, per qualunque evenienza in cui può essere che abbia rilievo l'anzianità del lavoratore. È possibile, secondo le pronunce da ultimo 10.406 del 2025, precedente un altro 10.210 del 2020, è possibile che l'anzianità sia valutata attribuendo più valore all'anzianità specifica maturata presso il datore di lavoro cessionario, questo per evidenti ragioni di valorizzazione della competenza specifica che il lavoratore può aver maturato nell'ambito della organizzazione e dei servizi svolti dal datore di lavoro cui appartengono ex novo anche altri dipendenti. Questo è un po' il quadro degli effetti che derivano dall'articolo 31. Come diceva il collega Brusati, e mi avvio qui verso la fine cercando di introdurre il ragionamento che poi sarà sicuramente sviluppato dal professor Romei sotto il profilo delle altre norme che regolano la questione in ambito di società partecipate. L'articolo 31, i problemi dell'articolo 31 delle esternalizzazioni si pongono in modo analogo
anche rispetto all'evento contrario, che è quello della successiva reinternalizzazione del servizio, che anch'essa comunque risponde a un interesse dei datori di lavoro, poi alla fine sia esso quello che dismette, sia esso quello che reinternalizza. E qui il problema è quello del fatto che attraverso il meccanismo della reinternalizzazione, se un soggetto privato a cui i servizi sono stati esternalizzati assume non solo il personale che gli è trasferito dall'ente pubblico, ma anche altro personale, si pone il problema di come coordinare poi il rientro che si determinerebbe in caso di riconoscimento delle stesse regole per l'ipotesi di reinternalizzazione, il problema che si pone per i soggetti che sono stati assunti a prescindere da un pubblico concorso, perché il datore di lavoro privato può assumere anche senza concorso, parte il tema delle partecipate che vedremo appunto separatamente. E qui già la citava il collega Brusati, c'è una pronuncia del 2020, 6290, in cui si dice che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi già esternalizzati, il processo di reinternalizzazione può avvenire mediante applicazione della disciplina generale di cui è l'articolo 31, quindi mediante continuità dei rapporti e connessa dell'articolo 2112, purché ricorrano le seguenti condizioni: superamento di un pubblico concorso, cioè chi viene reinternalizzato deve provenire già dal superamento di un concorso, provenienza dei dipendenti dallo stesso ente locale nel quale vengono riassorbiti, vacanza nella pianta organica, disponibilità delle risorse. Tralascio il problema della vacanza della pianta organica e della disponibilità delle risorse, che evidentemente ci sono, ma mi immagino anche che se si reinternalizza una dotazione organica pur ci vorrà. Il problema, il punto di frizione dal quale non si esce, in realtà il problema il tema del pubblico concorso. In un altro caso la Cassazione si è occupata, in un altro caso ci siamo occupati di reinternalizzazioni e si è detto, una sentenza di cui un'ordinanza di cui sono stato io estensore, che il ritrasferimento pattuito, diciamo stabilito pattiziamente ab origine, cioè quando si esternalizza, la PA dice quando poi reinternalizzo ti riprendo. Non consente, è nulla, la clausola è nulla e non consente la reinternalizzazione se poi, quando è il momento di reinternalizzare, non si possono applicare l'articolo 31 del 2112 che va di conserva, perché non c'è reinternalizzazione dell'attività. Si trattava di un caso in cui esternalizzata l'attività dalla provincia, mi pare in Piemonte, quando era il momento di reinternalizzare, la competenza era passata ad altro ente e si è ritenuto che la clausola che obbligasse il datore di lavoro alla reinternalizzazione non fosse valida per il contrasto con le norme che regolano appunto l'attività della PA rispetto ai rapporti di lavoro, al trasferimento e alla riacquisizione dei rapporti di lavoro. Devo dire che mi pare, proprio ritornando ovviamente parallelo a tutta questa vicenda di legittimità, c'è anche tutta la vicenda in ambito di questioni di legittimità costituzionale rispetto alle norme delle regioni che spesso a vari titoli, per varie fattispecie, hanno previsto ipotesi di reinternalizzazione con transito del personale, incostituzionalità dichiarate proprio sotto il profilo della mancanza del pubblico concorso. Ce ne sono, direi, montagne di sentenze da questo punto di vista, anche recentissime, 9 del 2026, 57 del 2025, si dice la regione non può, con le norme di organizzazione sue proprie, stabilire che i lavoratori del privato rientrano nel pubblico in assenza, evidentemente, alla base di un concorso. E questo più o meno è un assetto, direi, che è consolidato all'interno dell'ordinamento. Mi chiedo se prima o poi non ci si debba interrogare su qualche frizione che forse con la direttiva si pone, però, da questo punto di vista, perché se le ragioni della direttiva sono quelle della tutela
del lavoratore. Evidentemente in questa ipotesi di reinternalizzazione è vero che c'è il vincolo del concorso, ma è altrettanto vero che la direttiva non è che parli di concorsi. Il problema è che si è posto in modo molto simile rispetto ai contratti a termine, la conversione e quant'altro. C'è da dire che nei contratti a termine rispetto alla conversione comunque l'impossibilità di conversione per mancanza del concorso e quant'altro sia comunque tradotta in una fattispecie risarcitoria, cioè la Corte di Giustizia non ha fatto marcia indietro dicendo potete fare quello che volete perché tanto non c'è il pubblico concorso. Se precarizzate dovete poi risarcire, o stabilizzate o risarcite. Mi chiedo se non debba essere in qualche modo, prima o poi non sarà affrontata, immagino di sì, anche questo profilo di tensione, di frizione che a mio avviso in qualche misura ci può essere fra le tutele stabilite dalla direttiva e le tutele e le regole interne che vincolano e limitano le possibilità in ipotesi di reinternalizzazioni. Ma direi a questo punto passerei la parola al professor Romei che immagino si occupi più in dettaglio di questo problema di cui vi ho appena accennato sul profilo anche della regolazione espressa che ha in ambiti particolari dell'ordinamento. Grazie. Posso intervenire? Sì, grazie. Innanzitutto un grazie agli organizzatori non è una cosa scontata, un grazie perché poi è sempre molto interessante sentire voci diverse appunto su argomenti non semplici, e questo non è un argomento semplice, perché, lo diceva bene il consigliere Bellè, coinvolge diversi piani, coinvolge l'interpretazione dell'articolo 31 e dell'articolo 19 del decreto 175 del 2016, coinvolge il ruolo del pubblico concorso, coinvolge l'interpretazione dell'articolo 2112, coinvolge anche i rapporti con la direttiva. Anch'io concordo con quello che ha detto il consigliere, prima o poi questo nodo del concorso pubblico dovrà essere risolto. Io, secondo la partizione che avevamo fatto ieri con il consigliere Bellè e con il presidente Brusati, mi occuperò delle procedure di reinternalizzazione, poi alla fine qualche breve notazione sugli effetti della reinternalizzazione e esternalizzazione previsti dall'articolo 31. Ora, il problema della reinternalizzazione è un problema piuttosto complicato. Complicato da che cosa? Complicato dal fatto che c'è una norma di carattere generale, che è appunto il comma 8 dell'articolo 19 del decreto 175, ma ci sono una miriade di disposizioni di carattere speciale o anche di carattere singolare, cioè che riguardano proprio una singola ipotesi di reinternalizzazione che in qualche misura derogano, fanno sì che la disciplina prevista dall'articolo 19 sia una sorta di disciplina residuale, insomma, quindi una disciplina appunto che si applica in mancanza di discipline speciali che sono poi quelle che di solito governano le più grosse appunto fenomeni di reinternalizzazione, e quindi si tratta appunto di una materia complicata, variegata. Io mi limiterò semplicemente appunto a fare qualche riflessione di carattere generale, ripeto, perché se no si dovrebbe entrare
nell'esame appunto delle singole discipline. Ora, non c'è dubbio che nel settore privato l'articolo 2112 si applichi sia ai casi in cui viene trasferita l'azienda, viene ceduta l'azienda, sia ai casi in cui l'azienda ritorna ad esempio perché il titolo della cessione è stato un titolo temporaneo, l'affitto, ritorna semplicemente perché poi viene riacquisita o reinternalizzato il ramo che è stato oggetto del trasferimento. Quindi non c'è dubbio appunto che il 2112, se non ci fosse questa normativa, sarebbe una disciplina pacificamente applicabile al fenomeno dell'esternalizzazione e della reinternalizzazione. In realtà non è così, perché ad esempio già l'articolo 2129 del Codice Civile prevede che agli enti pubblici si applichino la disciplina ordinaria, salvo una normativa speciale come quella dell'articolo 31 o come quella appunto prevista dal decreto 175. E poi, ripeto, c'è il problema del concorso pubblico. Qui la posizione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma anche della giurisprudenza ordinaria, è stata una posizione a mio avviso abbastanza restrittiva, nel senso di dare rilevanza e importanza al vincolo del concorso pubblico. D'altro canto, ripeto, qui c'è una norma costituzionale, l'articolo 97, che non può essere ignorata e che quindi appunto deve essere tenuta presente. Come si diciamo così, come si atteggia la disciplina prevista nell'8º comma del decreto dell'articolo 19. La cosa migliore forse è incominciare a leggere la norma. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazione di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati affidati alle società stesse, procedono, prima di effettuare altre assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche transitate appunto alle società interessate. E qui già vediamo appunto una qualche aspetto interessante perché quando si parla di pubbliche amministrazioni nell'articolo 19, la formula pubbliche amministrazioni deve essere letta alla luce della nozione di pubblica amministrazione che il decreto 175 adotta, e c'è la nozione di cui all'articolo 2, scusate, comma 1, lettera A del decreto 175. Le amministrazioni pubbliche sono le amministrazioni in cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 165, appunto, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali. Qui la nozione di pubblica amministrazione è una nozione più ampia, nel senso che comprende gli enti pubblici economici, che normalmente non fanno parte della pubblica amministrazione, anche le società portuali. Qui il decreto 175 propende per la natura pubblicistica delle società portuali, cosa che in realtà era già che è affermata anche da una legge da un decreto legge del 2016, decreto legislativo, scusate, del 2016 numero 169, che propende appunto per la natura pubblicistica delle società portuali. Inoltre, qui il comma 8 parla appunto di pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo. Qui il concetto di controllo è quello dell'articolo 2359 del Codice Civile, e quindi l'articolo 19, comma 8 non si applica alle società che siano semplicemente partecipate da una pubblica amministrazione, quindi non ci sia una partecipazione di controllo, né appunto alle società private in senso stretto.
Da un punto di vista oggettivo, diciamo di quello che viene reinternalizzato, l'articolo 19 adotta una formulazione abbastanza simile a quella dell'articolo 31, parla appunto di reinternalizzazione di funzioni o servizi già esternalizzati, quindi il termine funzione o servizi, già ne ha parlato il consigliere Pellè, potrebbe dar vita appunto ad un'interpretazione più ampia dell'articolo 2112, e l'articolo 2112 si riferisce a dei fenomeni di cessione di un bene, che è l'azienda, che è formata da beni, perché così dice l'articolo 2555, i beni, dice un articolo che non ricordo del codice civile, sono le cose che possono formare oggetto di diritto, quindi una visione oggettiva, materiale dell'azienda, che poi questa nozione oggettiva materiale dell'azienda debba essere trasfusa nel concetto di trasferimento d'azienda è tutt'altro paio di maniche, è tutt'altra cosa. Secondo me non è così, non solo secondo me, ma anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Non sempre, secondo la giurisprudenza italiana, specie quando si utilizzi quando si sia dinanzi a dei trasferimenti di ramo d'azienda, ma questo è un altro discorso. Certamente appunto quando si parla di servizio o di funzioni o servizi esternalizzati, siamo dinanzi appunto ad una nozione più ampia. Qui riprende appunto quello che ha detto, rinvia appunto a quello che ha detto il consigliere Bellè. Non solo, qui si tratta di funzioni o servizi esternalizzati, quindi si parla appunto di una reinternalizzazione, non del semplice fenomeno della internalizzazione di un servizio, e questo pone un problema di disciplina applicabile. Che cosa si applica? Quale disciplina si applica ad una internalizzazione che non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 19? Ad esempio, l'internalizzazione di un'attività che non era mai stata esercitata direttamente dalla pubblica amministrazione al momento appunto al momento in cui è stata disposta l'esternalizzazione. Certamente appunto fermo rimanendo appunto l'interrogativo sulla disciplina applicabile in questo caso, che poi cercherò appunto a cui cercherò di trovare una risposta, io credo che però l'articolo 19,8 abbia un campo di applicazione abbastanza esteso, diversamente appunto da quanto viene a volte ritenuto in dottrina. Penso che si applichi sia al caso della diciamo reinternalizzazione, che potremmo definire in senso stretto, cioè nel caso in cui sia lo stesso ente che aveva già esternalizzato prima riprendersi il servizio, sia ad un altro tipo di reinternalizzazione in cui l'ente pubblico che internalizza è un soggetto diverso da quello che a suo tempo aveva esternalizzato. E dico questo appunto perché non mi sembra che ci sia un vincolo di identità nel comma 8 dell'articolo 19 tale da ricomprendere solo quelle reinternalizzazioni, chiamiamole in senso stretto, e non anche appunto il caso della reinternalizzazione da parte di un soggetto, di un ente che non aveva appunto a suo tempo esternalizzato. Il riassorbimento del personale, dice l'articolo, il comma 8, che cosa vuol dire riassorbimento dell'unità personale, di personale già dipendenti a tempo indeterminato? Quindi ci sono due condizioni: si deve essere già dipendenti della pubblica amministrazione, e questo è un omaggio al vincolo del concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione, un omaggio, un'applicazione, non un omaggio, e il personale deve essere a tempo indeterminato. Non ci rientra
rientrano quindi i collaboratori, non ci rientra il personale assunto a tempo determinato, diversamente appunto da quanto viceversa accade nel caso del trasferimento d'azienda, in cui un qualsiasi lavoratore assunto a tempo determinato passa tranquillamente alla dipendenza del cessionario, continua il rapporto per il periodo naturalmente che è previsto nel contratto. Qui il pubblico a carico dell'amministrazione, nel senso che c'è un obbligo di riassorbimento del personale, quindi è sicuramente vincolata all'amministrazione. Tuttavia ci sono delle limitazioni che non sono di poco conto, perché il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazione pubblica e transitata dalle società avviene mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto 165, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, secondo limite, e nel rispetto delle norme sul contenimento delle spese di personale. Quindi ci sono e nel limite appunto dei posti vacanti nelle dotazioni organiche della pubblica amministrazione. Quindi ci sono delle limitazioni a quest'obbligo e al corrispondente diritto dei lavoratori ad essere riassorbiti, che sono quelle che si trovano indicate nello stesso articolo 19 e che sono delle limitazioni non trascurabili, non sono limitazioni non trascurabili, perché si deve fare riferimento appunto a tutte le politiche di assunzione che riguardano, tutte le discipline in materia di assunzione che riguardano appunto i vincoli assunzionali delle pubbliche amministrazioni. Qui c'è una cosa secondo me da sottolineare, nel senso appunto che qui la legge pone una, chiamiamolo così appunto, una deroga a questi limiti nel caso appunto delle regioni, perché riallarga, diciamo così, i vincoli, nel senso che il riassorbimento del personale si può realizzare anche a prescindere dai vincoli sulle assunzioni del personale e dai vincoli che sono applicati agli enti territoriali che siano sottoposti appunto al patto di stabilità, nel caso, dice la legge, si dia una prova certificata di aver rispettato la disciplina dell'articolo 6 bis del decreto 165, che autorizza l'esternalizzazione nella misura in cui queste producono dei vantaggi. Quindi è un dato che a mio avviso tende un pochino ad allargare le maglie nel caso di riassunzione. Ora, il rispetto di questi requisiti potrebbe essere, diciamo così, di problematica applicazione, perché l'articolo 6 bis è stato introdotto con un provvedimento del 2009, quindi c'è da chiedersi, ma per quanto riguarda appunto le esternalizzazioni che si sono state effettuate prima del 2009, che cosa succede? Secondo, questi vincoli che il legislatore pone sono abbastanza facilmente verificabili in quelle che io ho chiamato le esternalizzazioni in senso stretto, ma nel caso in cui il soggetto che internalizza sia un soggetto diverso o soggetti diversi da quelli che hanno proceduto alle esternalizzazioni, probabilmente applicazione di questa disciplina è forse un po' più problematica. Così anche è problematico il riferimento all'articolo 30 del decreto 165, la mobilità, perché non è chiaro, ad esempio, come si possano coniugare i vincoli che lo stesso decreto 165 pone in caso di assunzioni del personale, che bisogna verificare appunto che non ci siano appunto le forme di mobilità, la mobilità esterna, se ci sono mobilità volontaria, scusate, se attingere agli elenchi del personale in esubero, come si
coniugano questi vincoli che il decreto 165 pone a tutte le procedure assunzionali della pubblica amministrazione con quello che dice appunto l'articolo 19,8. Si configura come una norma speciale che quindi in virtù della quale il personale oggetto di reinternalizzazione gode di una sorta di corsia preferenziale rispetto alla disciplina generale, oppure no. Non è chiarissimo, così come non è chiarissimo che cosa succeda nel caso in cui il personale che faceva parte del funzione o del servizio già esternalizzato sia in numero superiore rispetto a quello che può essere assunto dall'ente che reinternalizza. Quali sono e se ci sono dei criteri di scelta? La legge non ne parla. Qui di criteri di scelta nella nostra materia si può ricorrere appunto a delle clausole di buona fede e correttezza, si può ricorrere a degli accordi sindacali, si può ricorrere ai criteri che sono sanciti dall'articolo 5 della legge 223 del 91 per i limiti, per i licenziamenti collettivi, ma il problema appunto si potrebbe porre in realtà. Che cosa succede per le internalizzazioni appunto che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19,8? E cioè a dire appunto ci sono appunto delle leggi speciali, ma in linea generale ad esempio le attività o funzioni che siano state trasferite ad una società non controllata oppure appunto ad un'attività che non sono esercitate dalla pubblica amministrazione. Quindi nel caso in cui non trovi applicazione il comma 8 dell'articolo 19, qual è la disciplina che si applica? Verrebbe da dire in maniera molto semplice l'articolo 2112. In realtà se ci sono, ricorrono gli estremi dell'articolo 2112 e qui si parla appunto di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, quindi di funzioni o servizi che possono essere reinternalizzati, a cui si accompagna non solamente il trasferimento del personale ma anche il trasferimento di apparecchiature, di beni mobili, insomma tutto quello che concorre a formare un'azienda. Qui c'è il riferimento appunto alla sentenza Scatolon. Qual è la disciplina che si applica? Ma a me verrebbe da dire appunto che dovrebbe essere la disciplina contenuta nell'articolo 2112 perché effettivamente la fattispecie che viene in considerazione se non rientra nell'articolo 19,8 ma rientra nell'articolo 2112, non vedrei per quale ragione la norma del codice civile non dovrebbe essere applicata. Ci sono però dei problemi applicativi, e primo fra tutti quello dell'articolo 97 della Costituzione che impone il concorso pubblico. Qui, ripeto, appunto, ne faceva riferimento anche il consigliere Belle prima, c'è una cospicua giurisprudenza della Corte Costituzionale che pone delle maglie molto strette per la deroga al principio del concorso pubblico. Adesso non voglio insomma ripercorrere tutta la storia della giurisprudenza costituzionale, ma diciamo appunto che la Corte mi sembra si possa dire che accetta una deroga al principio del concorso pubblico laddove appunto ci siano delle specifiche necessità, laddove appunto questa deroga non sia generalizzata, laddove ci siano delle ragioni di interesse pubblico che giustificano appunto la deroga appunto all'articolo 97. E qui c'è da dire che c'è diciamo un dato che potremmo dire di sistema, nel senso che nel caso delle società partecipate il comma 2 mi pare appunto sì dell'articolo 19 dice che le assunzioni debbono essere effettuate con
rispetto ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 35,3 del decreto 165. Insomma, il riferimento a questo, al comma 2 dell'articolo 19, secondo me potrebbe, ma lo dico in maniera molto problematica, potrebbe essere utilizzato per attenuare il vincolo del pubblico concorso, nel senso che laddove ci siano state delle procedure selettive che limitino in qualche maniera, secondo i principi di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità, la assoluta libertà che connota viceversa l'assunzione nel settore privato, allora forse si potrebbe pensare ad una diciamo così, insomma, quasi applicazione analogica, insomma, a equiparare, per meglio dire, le procedure del pubblico, equiparare alle procedure del pubblico concorso anche delle altre procedure che comunque rispettino i criteri dell'articolo 35 del decreto 165. In concreto questo che cosa vuol dire? Vuol dire appunto che anche nel caso in cui non trovi applicazione l'articolo 19,8, l'articolo 2112 troverebbe applicazione quantomeno sia nei confronti del personale che è stato assunto da pubblico, con pubblico concorso, sia nei confronti del personale che sia stato assunto con delle procedure selettive che omaggino i principi di trasparenza, pubblicità e parzialità previsti dall'articolo 35 del decreto 165, anche se effettivamente non sono, diciamo, le procedure del pubblico concorso. Non ho preso il tempo, mi cerco appunto di un pochino orientarmi e volevo ritornare appunto su alcuni aspetti che riguardano gli effetti dei processi di esternalizzazione o di reinternalizzazione. L'articolo 31 del decreto 165 dice in maniera molto chiara appunto che si applica l'articolo 2112, il che vuol dire che il personale passa, il che vuol dire anche naturalmente che può trovare applicazione può trovare sicuramente applicazione deve trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 47 in tema di procedure sindacali, ma può trovare applicazione al personale trasferito una diversa regolamentazione collettiva. Qui ci sono delle sentenze della Corte di Cassazione che secondo me vale la pena tenere presenti. Ad esempio, il dato, appunto, che rappresenta un elemento importante anche nel settore privato di applicazione dell'articolo 2112, di quali siano le situazioni, le posizioni giuridiche che vengono mantenute in caso di passaggio. L'articolo 2112 fa riferimento ai diritti, il rapporto di lavoro continuo, e il lavoratore conserva i diritti connessi al rapporto di lavoro. Ma il termine diritti va, a mio avviso, interpretato. Diritti sono solamente quelli che sono già connessi a delle fattispecie acquisitive che siano già perfette, cioè diritti che sono ormai entrati nel patrimonio del lavoratore. Il diritto, ad esempio, ad un super minimo nel caso appunto del rapporto di lavoro privato va sicuramente mantenuto perché è un diritto connesso al rapporto individuale di lavoro. Tutti i diritti che sono geneticamente connessi al rapporto individuale di lavoro vanno mantenuti, ma ci sono dei diritti che sono in realtà disciplinati dal contratto collettivo. Questi tipico appunto il diritto sugli gli scatti di anzianità. Questi scatti di anzianità vanno mantenuti in caso di trasferimento? Vanno mantenuti sicuramente quelli che sono entrati nel patrimonio del singolo lavoratore, ma il lavoratore non può, a mio avviso, pretendere che il cessionario, il soggetto appunto che internalizza
mantenga la disciplina collettiva che governa la disciplina degli scatti di anzianità, e non può pretendere, appunto, perché cambia la disciplina collettiva e quindi la disciplina degli scatti di anzianità non dipende appunto dal quale contratto collettivo si applica. E così questo vale anche per la anzianità del lavoratore. Qui c'era una sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza numero 24289 del 2024, in cui la Corte di Cassazione parla appunto di una sorta di intangibilità dell'anzianità pregressa e di un divieto, soprattutto parla di un divieto di reformatio in peius della retribuzione. Ecco, l'anzianità è un fatto, non è un diritto, quindi non si può ipotizzare che ci sia una successione in un fatto. Si può ipotizzare semplicemente che questo fatto possa essere rilevante se e nella misura in cui viene mantenuta intatta la fonte che determina la rilevanza, o per meglio dire gli effetti giuridici dell'anzianità sul rapporto di lavoro. In termini più chiari, se viene mantenuta intatta, se viene mantenuta la stessa fonte, il contratto collettivo che disciplina, l'esempio che io ho fatto, gli scatti di anzianità. Quindi il lavoratore avrà diritto al mantenimento dell'anzianità pregressa, alla rilevanza dell'anzianità pregressa, e quindi anche in materia di scatti di anzianità, se la nuova disciplina collettiva è la stessa di prima. Ma se la disciplina è diversa e non prevede, ad esempio, gli scatti di anzianità, allora è evidente appunto che in questo caso il diritto non può essere mantenuto. Terza ipotesi, nel caso in cui il nuovo contratto collettivo dia comunque una rilevanza alla anzianità, e in questo caso allora il lavoratore avrà diritto all'applicazione della nuova disciplina del contratto collettivo, e l'anzianità pregressa manterrà un proprio valore. Ma manterrà un proprio valore perché il rapporto di lavoro continua, non perché esiste un principio di immodificabilità in peius della retribuzione. Non esiste nel settore privato sicuramente, questo non vuol dire che il cessionario non lo possa riconoscere nel settore privato. Nel settore pubblico avrei qualche perplessità in più, perché il settore pubblico è soggetto a dei vincoli di bilancio che debbono essere osservati. La immodificabilità in peius, della retribuzione, se non sbaglio, era un principio che c'era nel testo unico del 1957, ma non mi pare mi correggeranno appunto qui i colleghi e le colleghe che mi sentono, e il presidente Brusata e il consigliere Bellè, se mi sbaglio, ma non mi pare che trovi cittadinanza nell'articolo 2000, scusate, nel decreto 165. Quindi avrei diciamo così, insomma, qualche dubbio a sottoscrivere la sussistenza di un principio di questo genere. Dopodiché, insomma, gli effetti derivanti da questi fenomeni di trasferimento di attività all'interno e all'esterno sul rapporto di lavoro vanno governati appunto secondo, ripeto, secondo la disciplina contenuta nell'articolo 2312, dove non sia derogata dalle leggi speciali. E questa disciplina, e qui concludo, mi pare che vada nel senso che ho detto prima, cioè a dire della rilevanza, il riconoscimento e mantenimento dei diritti connessi al rapporto individuale e della
rilevanza e mantenimento dei diritti connessi governati dal contratto collettivo laddove permanga intatta la fonte, o cioè ci sia la stessa fonte, ovvero laddove la nuova fonte dia comunque un rilievo all'anzianità. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, a mio avviso il diritto non va mantenuto. Ripeto, non c'è un divieto di reformatio in peius. Questo non vuol dire, ripeto ancora una volta, che non possa essere riconosciuto, anche se nel rapporto di pubblico impiego avrei, ripeto, qualche dubbio, ma in linea di principio questo non va mantenuto. Direi che altri aspetti forse ci stanno, ma non vorrei poi rubare tempo e quindi mi fermerei qua. Grazie. Soltanto alcune brevissime osservazioni, perché le relazioni, lo dico senza esagerazione, del consigliere Bellè e del professor Romei credo siano state chiarissime, veramente molto chiare e molto convincenti. Nell'ambito di questo i passaggi che voglio sottolineare sono sinteticamente la nozione ampia sia dell'articolo 31 che dell'articolo 19. L'articolo 31 mi pare che sia assolutamente condivisibile anche sulla base delle varie sentenze convincenti della Corte di Cassazione, quello che ha messo in luce il consigliere Bellè, cioè che il focus, scusate questo brutto termine di moda, ma per rendere l'idea, dell'articolo 31 è il semplice trasferimento di una attività o di una funzione. Il riferimento all'articolo 2112 è un riferimento di tipo regolativo, non un riferimento come fattispecie costitutiva, perché credo che il discrimine sia quello tra il trasferimento di una semplice attività-funzione, discrimine non facile credo da individuare in concreto, ma credo teoricamente più facile da individuare, e invece il trasferimento di una attività economicamente organizzata che è in grado di svolgere un determinato servizio o una determinata funzione. La stessa cosa per quanto riguarda la nozione ampia di reinternalizzazione dell'articolo 19, sia la reinternalizzazione in senso stretto che la reinternalizzazione in senso lato, quindi prescindendo un po' dall'identità tra il soggetto che ha esternalizzato e il soggetto che reinternalizza, e mi pare molto sinteticamente di trovare un punto di riferimento testuale nello stesso articolo 19 che fa riferimento a lavoratori provenienti genericamente da amministrazioni pubbliche, e penso sia anche personalmente molto convincente il passaggio della relazione del professor Romei quando affronta quello che credo sia uno dei convitati di pietra di questa normativa, cioè l'articolo 97, quarto comma della Costituzione, e propone una interpretazione che lui ha chiamato, se non ho capito male, attenuativa, ma io definirei ragionevolmente evolutiva, valorizzando il disposto dell'articolo 19 secondo comma, anche perché appunto le procedure previste dall'articolo 19 secondo comma mi sembra che attuate correttamente garantiscano anche queste le finalità perseguite dall'articolo 97 quarto comma. Ultima osservazione, riprendo, e poi vi taccio, riprendo lo spunto del consigliere Bellè di una sentenza che a mio avviso è molto interessante in materia di interpretazione, tra virgolette, estensiva dell'articolo 31 anche al fenomeno delle internalizzazione, quindi non solo verso l'esterno ma anche verso l'interno, e quindi la sentenza numero 6290 del 2020, per evidenziare appunto i requisiti ben ricordati dal consigliere Bellè circa i presupposti legittimanti questa, tra virgolette, reinternalizzazione. Uno dei quali è quello appunto del concorso pubblico e del suo superamento. Vediamo qui ritorna questa specie di convitato di pietra che mi pare sia appunto, come dicevo prima sinteticamente nella mia introduzione, l'elemento fondamentale distintivo della fattispecie regolata
è decisa dalla sentenza 6290 del 2020 rispetto a quella di poco successiva del 2021, la 9568, dove sostanzialmente la domanda del ricorrente è stata respinta perché è stato valorizzato il fatto che inizialmente il suo rapporto di lavoro non si era instaurato con il comune, ma si era instaurato, se non ricordo appunto, con l'azienda speciale, e quindi con un rapporto privatistico per cui non gli è stato riconosciuto lo status di pubblico dipendente con una posizione di lavoro nell'organico del comune, quindi senza nessun inserimento nell'organizzazione pubblicistica del comune. Credo che questa sia la differenza fondamentale fra queste due fattispecie. L'ultima osservazione riguarda appunto sempre la sentenza 6290 del 2020, che richiede nella parte finale, se non ho letto male, correggetemi, anche un ulteriore requisito per l'operatività, diciamo, a ritroso dell'articolo 31, vale a dire il passaggio solo per i dipendenti provenienti dallo stesso ente locale in origine esternalizzati. E qualche dubbio, massimo rispetto di queste sentenze e ovviamente anche dell'autorevolezza del collegio giudicante e della relatrice, però su questo punto faccio un pochettino fatica a trovare un aggancio tra questo requisito e la nozione ampia dell'articolo 31. Grazie. Ringrazio tutti per la partecipazione al seminario, il presidente Brusati per averlo coordinato, il consigliere Bellè e il professor Romei, che hanno fatto due eccellenti relazioni. Qui concludere anche abbastanza in fretta, soprattutto sul tema delle esternalizzazioni, più di quello che hanno detto non saprei cosa aggiungere, e mi pare che abbiano dato indicazioni molto oggettive, molto precise. Io farei un ragionamento di ordine generale. Quando io parlo del rapporto di lavoro pubblico, scherzando, dico che la cosiddetta privatizzazione ha creato due diritti del lavoro privato, due diritti del lavoro comune, un diritto del lavoro privato per i privati e un diritto del lavoro privato per le pubbliche amministrazioni, che tra loro sono completamente diverse, con una differenza che aumenta in modo costante. In mezzo, in una condizione di grande complessità e con problemi che si definiscono in modo progressivo, c'è il diritto delle società a prevalente capitale pubblico, delle società partecipate dal sistema pubblico con prevalente capitale pubblico, con il testo normativo di sistema e con la giurisprudenza della Suprema Corte, che indaga a fondo, probabilmente appena cominciato, questo terzo modello. Ora penso che uno dei problemi di oggi sia se questo terzo modello ci convince o non ci convince. Perché se le esternalizzazioni della pubblica amministrazione vanno verso il sistema privato, l'eroica vendita delle farmacie comunali di Bologna da parte dell'allora vice sindaco, che noi tutti conosciamo, che era il professor Carici, è un'alienazione che uno può condividere o non condividere. Non è diventato deputato, non ha avuto molti a Bologna, non l'hanno condiviso. Credo che abbiano sbagliato, credo che invece io, in realtà, a Modena chi l'ha fatta è diventato deputato. Credo che sia stata una scelta saggia, ma se uno aliena il sistema privato si applica di fatto l'articolo 2112, cioè non c'è poi neanche una grande ragione di una disciplina settoriale specifica, perché entrando all'interno dell'attività di impresa, quindi del diritto del lavoro privato, il lavoratore ha il sistema di garanzie e il sistema di obblighi definiti dalla disciplina comune dei lavoratori privati, e quindi opera l'articolo 2112 di cui parlava da par suo Roberto. Un pochino più complicato
è la esternalizzazione della pubblica amministrazione a società a controllo pubblico. Un pochino più complicato per varie ragioni. La prima è che, poi magari mi sbaglio perché predire il futuro spesso si fa brutta figura, ma lo statuto del lavoratore con contratto di lavoro privato di una società a controllo pubblico si sta definendo, ma ci vorranno ancora anni, non mi pare che si possa considerare caratterizzato da una completa soluzione dei problemi sociali, dalle recenti sentenze sui per minimi, insomma, sull'inquadramento della Corte di Cassazione. Se l'ordinamento giuridico dà una valutazione positiva del passaggio di attività e di strutture dal sistema pubblico, quindi dal diritto del lavoro privato pubblico, a questo diritto del lavoro intermedio, cioè alle società controllate, il problema fondamentale è che qui il tema della reversibilità ha un rilievo centrale, perché non è detto che tutte queste operazioni siano caratterizzate dal successo, ma non tanto nel senso che poi gli amministratori delle società si dimostrino incapaci, quanto nel senso che la situazione evolve, le situazioni si complicano e molto spesso la pubblica amministrazione dopo anni si trova nella condizione di dover riflettere sulla reinternalizzazione, dove hanno promesso che venivano dei dirigenti di una società per cui questo problema è molto avvertito, ma non perché la società va benissimo, però mentre prima c'era una percentuale di investitori privati, gli investitori privati a un certo punto per varie motivazioni hanno chiesto la liquidazione delle loro azioni e adesso è totalmente controllo pubblico, con una lotta abbastanza significativa in tema di comando e di distacco, perché poi in qualche modo il personale con quello della pubblica amministrazione controllante deve collaborare, insomma deve avere dei rapporti. E allora questa società che ha capitale di grandissima importanza strategica e anche di grandissimo valore è destinata a essere immortale? Perché c'è una componente della giurisprudenza, più che della dottrina, della giurisprudenza, della giurisprudenza che ha scritto un articolo, che sostiene, dando un'interpretazione molto rigorosa degli articoli 97 e 98 della Costituzione, che poiché la maggioranza di questi dipendenti è stata assunta con un concorso di diritto privato bandito dalla società, non potrà mai diventare pubblico impiegato, quindi siccome non è che questo capitale va sfruttato, si possono licenziare, i dipendenti sono centinaia, non è che si possono licenziare, quindi la società è immortale, rimarrà sempre una società a totale controllo pubblico, quindi è destinata a lottare sul tema del comando, del regime fiscale del comando, che è l'ultima novità, e su queste per sempre. Non torna nella pubblica amministrazione, non può essere alienata perché costa troppo e comunque fa una cosa che faccia un soggetto pubblico o controllato dal pubblico. Va bene, quindi ha il suo consiglio di amministrazione, il suo collegio sindacale e per sempre rimane con questa organizzazione. Anche a questo punto in cui i soggetti privati non fanno più parte del capitale, uno potrebbe dire ma il suo ritorno all'interno del settore pubblico potrebbe comportare significativi risparmi di spesa e certamente semplificare il modello organizzativo. E allora qui adesso il professor Romei a Modena è diventato, cioè a Modena non è proprio Modena, ma è diventato popolarissimo e lo stesso anche il presidente Brusati, quando hanno posto il problema da un lato della fondatezza e
dall'altro lato anche della opportunità di una interpretazione rigorosa dell'articolo 97 e 98 della Costituzione, che in questo caso di esternalizzazioni verso soggetti comunque controllati dal sistema pubblico, che è cosa molto diversa dalla vendita delle farmacie comunali, rende possibile la reinternalizzazione e quindi rende meno drammatica l'esternalizzazione e soprattutto la rende reversibile. Ora, adesso senza scomodare Mengoni, l'argomentazione orientata alle conseguenze, che forse è anche un po' eccessiva, però credo che dare un'interpretazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, nel senso che alcune esternalizzazioni sono per struttura irreversibili, ponga qualche problema di opportunità. Può essere una società eterna, ci può essere un modello per modificare qua, probabilmente non basta neanche la legge ordinaria, ci può essere una soluzione organizzativa che una volta adottata la pubblica amministrazione deve conservare per sempre, perché non può vendere il capitale sociale che costa troppo e comunque fa una cosa che faccia la pubblica amministrazione, e allo stesso tempo non può dire l'esperienza della società è finita. Attenzione, non della struttura produttiva, dell'organizzazione societaria, lo riprendiamo all'interno della pubblica amministrazione e cerchiamo un nuovo modello organizzativo che parta dal presupposto che è tutto nostro e che quindi una continua battaglia sul comando, oltre ad essere un po' stucchevole, perde anche poi molto di significato giuridico. E lì credo che l'unica soluzione sia quella di riflettere e di convincersi sul fatto che la selezione privata, il concorso privato, non di necessità lede il principio di imparzialità e di prevalenza del merito, insomma, no? Non di necessità, e contrasta con gli obiettivi dell'articolo 97 e 98 della Costituzione. Ora, se una persona è assunta fuori da ogni forma di selezione, capisco, ma se l'assunzione è mediante una procedura di selezione nel rispetto della disciplina sulle società controllate, nel rispetto della regolamentazione dei concorsi privati, è poi logico che non possa diventare mai un pubblico impiegato e che a 60 anni debba rifare il concorso, cosa che oltretutto potrebbe discutere, c'è giurisprudenza abbastanza incerta nella Corte Costituzionale sulle procedure di selezione nelle internalizzazioni. Le ultime sentenze richiedono che ci sia comunque una prova per esami. A 60 anni uno, dopo che ha fatto per 40 anni un determinato lavoro, sostiene prova per esami perché è stato assunto sulla base di un concorso privato, non di un concorso pubblico, o non bisogna pensare che il vincolo del concorso pubblico non sia tale da impedire l'internalizzazione? Perché al di là del fatto che tutto il mondo deve essere reversibile, non credo che una soluzione organizzativa possa essere programmata come eterna. Io non vedo nulla di sconvolgente nel fatto che la pubblica amministrazione per un certo periodo devolva alcune funzioni a strutture che controlla, che magari hanno un apparato più semplice e che sono nell'area di mezzo tra il diritto del lavoro privato e il diritto del lavoro pubblico. Credo che questo fenomeno sia uno degli strumenti che la pubblica amministrazione ha a sua disposizione e che proprio per tale natura debba essere regolamentato, come le due relazioni hanno spiegato in modo eccellente, ma anche regolamentato nella sua reversibilità. Rende molto più facile l'operazione, non la trasforma in una scelta eterna
e consente alla pubblica amministrazione, sulla base del modificarsi delle situazioni, di optare per un modello o per l'altro, cercando sempre una soluzione al passo con i tempi e adatta per il raggiungimento dell'obiettivo finale del raggiungimento dell'interesse pubblico. Credo che le esternalizzazioni in questo territorio a metà tra il sistema pubblico e il sistema privato abbiano una logica organizzativa, forse non siano da incoraggiare, ma certamente non siano da scoraggiare, e che la loro reversibilità sia il presupposto della possibilità di far ricorso. In difetto l'amministratore prudente, l'amministratore avveduto dice se creo bisogna ormai essere cambiata, non mi avventuro, e potrebbe anche essere un errore, perché potrebbe complicare l'organizzazione amministrativa invece di creare una costellazione di strutture più semplici, più facili da amministrare, più limitate, più concentrate su obiettivi specifici per un certo periodo di tempo, non fino all'infinito. Vi ringrazio tanto di essere venuti, ringrazio il relatore, ringrazio il Presidente Brusati, abbiamo rispettato quasi i tempi, adesso ascoltiamo il Professor Boscati. A me resta veramente poco da dire, cioè nel senso che le 4 relazioni, perché la prima delle 4 relazioni hanno evidenziato i problemi che l'articolo 31, che l'articolo 19, ma più in generale il 175 pongono. E da ultimo, come dire, Enrico ha evocato questa terra di mezzo, no? Che no, come dire, non pensiamo a cose strane. Che è una terra di mezzo, e se vogliamo essere, come dire, un po' più, come dire, un po' più cinici, la dobbiamo ampliare ancora di più, perché allora dobbiamo pensare a quello che sono le amministrazioni che entrano nel conto Istat, ok? Dove molte volte, voglio dire, di pubblico c'è veramente poco, se non qualche, come dire, qualche somma, qualche finanziamento. Ora, cioè, sicuramente ci sono 3 aspetti che si intrecciano: l'organizzazione, il rapporto e il costo del lavoro pubblico. Sono i 3, come dire, sono i tre elementi. E in questo c'è un altro aspetto: c'è il fisiologico ed il patologico, nell'ambito, come dire, di un ordinamento che, come quelli che parlano bene dicono, ordinamento multilivello, no? Ordinamento interno, ordinamento sovranazionale, ordinamento nazionale, c'è legge nazionale, legge regionale, con le regioni, se lo ricordo da tutti, che ogni tanto, come dire, soprattutto sotto le elezioni regionali, come dire, emanano qualche legge per cercare di portare dentro un po' di personale. Le cose, le cose come dire, che mi convincono, le cose sulle quali secondo me insomma, mi convincono, ma ci vuole uno sforzo. Ora, sicuramente, come ha ricordato il consigliere Bellè, il presidente Brusati, Roberto, Romei, eccetera, eccetera, Romei, cioè 31 la fattispecie, non è 212, la fattispecie a sé, tant'è che parla di amministrazioni, parla di aziende, parla di pubblici, parla di tutto. Con gli effetti, 912, vabbè. E qua c'è il tema di cosa succede quando, come dire, il personale transita, no? E qua, voglio dire, si intreccia il tema del 212, si intreccia di ritorno il tema dell'articolo 30 con la giurisprudenza, adesso insomma, io non ho ancora capito fino in fondo, per esempio in caso di mobilità del 30, se tu conservi il trattamento migliore oppure no, perché la Cassazione sembrerebbe dire di no, però dice di sì perché non ci può essere una reformatio in peius. Nel caso del 2112 la mantieni, però deve essere riassorbita. Su questo sono perfettamente d'accordo con la lettura di José Romei sul 19,2,8, e sono d'accordo anche con l'interpretazione di Enrico, che dice ma in realtà quello che a noi interessa che cos'è? È che nel caso di reinternalizzazione è che ci sia una procedura di tipo trasparente. Se è trasparente non vedo perché, voglio dire, non si possa reinternalizzare. E questo
mi trova convinto questo, mi trova convinto anche perché il comma 2 del 19 delle partecipate cosa dice? Dice procedure, evidenza, procedure selettive e trasparenti, poi dice però quando tu non adotti quelle procedure si applica direttamente il 35,3 e seguenti, no? Quindi si applica al concorso. Quindi il tema della selettività sicuramente c'è. E quindi come dire, il tema di recuperare una selezione trasparente al di fuori del concorso in senso stretto mi convince. Peraltro, voglio dire, stiamo anche ragionando se effettivamente di concorsi possa parlare nelle progressioni verticali. Altro tema, ovviamente, quindi il tema della natura. Sicuramente, se io essenzializzo non deve essere per tutta la vita, nel senso che si può tornare indietro. Ha molti esempi, ad esempio le agenzie formative, cioè costituite dalle province, le province sono tornate indietro, o le ex province. Ecco, quello che a me preoccupa di tutto questo è quanto apriamo, quanto possiamo aprire per evitare situazioni patologiche. Questo è quello che a me preoccupa veramente tanto. Preoccupa veramente tanto perché giustamente il consigliere Bellè diceva nel contratto a termine comunque c'è come dire, un paracadute risarcitorio, anche lì ovviamente paracadute risarcitorio, ma insomma perché voglio dire, lì diciamo la grande garanzia è che sia la programmazione del fabbisogno e quindi l'impedimento di una conversione, questa è la mia posizione. E qua non c'è questo limite, perché quando io reinternalizzo evidentemente sul piano organizzativo definisco quello che è un certo assetto ordinamentale, quindi un certo fabbisogno lo definisco. E il problema è come riempiamo questo fabbisogno. Allora, io sono perfettamente d'accordo con Enrico, cioè quando dice come dire, se la procedura è, come dire, è trasparente, selettiva, eh, ancorché non concorsuale, e su questo dobbiamo però, forse dobbiamo ragionare. Procedura meramente selettiva è sufficiente 7,6 o simile oppure no? E già qua forse il primo paletto che potremmo mettere è va bene un concorso privato, ma che sia un concorso privato, ok? Un concorso con qualche provina, che non sia una mera selezione. Eh, e però, qua chiudo perché poi non ho grandi risposte se non problemi. Cioè, a me quello che preoccupa è il patologico. È il patologico perché questo può essere un modo per, come dire, una lettura troppo estensiva può essere un modo per importare nella pubblica amministrazione delle vagonate di persone in certi momenti, in certi periodi. Ok? E questo francamente è un aspetto che mi preoccupa. Eh, Farmacie private, non farmacie private, altre attività funzionali. Cioè, questo, come dire, secondo me, è il problema che ci dobbiamo porre, perché dal punto di vista, poi, tra altre cose, anche dal punto di vista, come dire, interpretativo, il comma 8 del 19, no? Che prima Roberto, professor Romei, chiamava, mi fa riferimento all'articolo 30. L'articolo 30 che cosa c'è? L'articolo 30 riguarda la mobilità individuale, no, cioè lui l'ha detto perfettamente, ma il legislatore è la mobilità individuale, cioè qua se passano dovrebbero passare, come dire, tutti i soggetti. Quindi, insomma, il problema, come dire, è un problema che rimane aperto. E questa giornata di oggi, questo pomeriggio di oggi, ha portato anche un po', come dire, a cambiare un mio pensiero che era un po' cristiano, che era quello per cui, ma, siccome l'articolo 19 alla fine dice, ma definisci tu con statuto quelli che sono i modelli. E io ho sempre detto, ma perché uno si complica la vita introducendo procedure concorsuali? È più semplice far diversamente. E probabilmente è così. Però se ci mettiamo nella logica contraria, cioè guardiamo oltre la serie, diciamo, ma se un domani queste attività dovessero essere potenzialmente internalizzate, sicuramente il fatto che vada una procedura concorsuale mh,
apre lo spazio o apre maggiori spazi a ragionamenti di altro tipo. E quindi, insomma, è una riflessione che sul piano, diciamo così, sul piano operativo uno si deve porre. Certo è che se fai una procedura concorsuale diventa più difficile fare certe operazioni basate su elementi di fiduciarietà, e qua mi fermo. E molte volte, diciamo così, queste esternalizzazioni sono per ragioni di carattere economico, ma non solo, sono per ragioni anche di fiduciarietà. I comuni, voglio dire, credo che ci insegnino certe cose, di gestionare. Quindi, non lo so, io lascio dire, dal mio punto di vista alcune questioni, come dire, aperte, ma credo che le 4 relazioni abbiano evidenziato in maniera mirabile quelli che sono le problematiche di un tema molto, molto complesso, che meriterebbe probabilmente una sistematizzazione sul piano eh, normativo. Cioè, adesso facciamo un po' di marketing. Mi ricordo che su Variazioni, qualche anno fa, non mi ricordo, una variazione rivista di professore Gaglioli, ci fu un numero su questi temi, dove si cercava di sistematizzare quella che era un po' la problematica della questione. Ecco, probabilmente una riflessione ulteriore sarebbe opportuna, soprattutto da parte del legislatore. La giurisprudenza da parte sua, vuol dire, sì, ha fatto, credo, come dire, il massimo che si possa fare. Io vi ringrazio, non so se Enrico, se il presidente Brusati, se Roberto, Romei, scusa, Romei, se così Bellè vogliono, dire qualche cosa, perché veramente, insomma, più che ringraziarli non so cosa fare, perché veramente gli spunti sono molteplici. No, veramente, perché è un problema, perché l'operatore si trova di fronte a questo e dice: che cosa devo fare? Cosa devo fare? Questo è il problema. E quando tu rendi, come dire, un parere, un consiglio, eccetera, eccetera, ti trovi di fronte a una situazione tutt'altro che semplice. Dopodiché, cosa succede? Succede che sicuramente dall'altra parte hai amministratori pubblici che giustamente, vuol dire, hanno paura di fare scelte un po', come dire, un po', non voglio dire, un po' innovative, mettiamole così. Ma da parte loro, anche perché, voglio dire, e qua è descrittiva, non polemica la cosa, è uscita la legge di riforma della Corte dei Conti, della colpa grave, eccetera, eccetera, ma già il buon amico presidente Tenore e il TAR come dire, del Lazio e il TAR, come dire, della Puglia hanno uno con l'interpretazione personale orientata, il presidente Tenore, gli altri osservando la questione, smontato, voglio dire, la legge, attenzione, smontata in maniera condivisibile. Cioè io condivido le posizioni, che vuol dire pone un piccolo problema di tecnica normativa, però per dire, insomma, che tutto questo non aiuta come dire, ad assumere decisioni in qualche misura virtuose. Basta. Dopodiché accetto la sfida del professore Gragnoli, la sfida panprivatistica del professore Gragnoli, sto cercando però di arrivare a un punto di cui, ecco, non arrivare però Enrico a smontarmi anche le progressioni di carriera con le procedure pubblicistiche, perché a quel punto, voglio dire, abbiamo, insomma, insomma, rischiamo cose, insomma, difficilmente governabili. Grazie davvero a tutti. Ovviamente sono ben accette, come dire, eventuali obiezioni alle sciocchezze che ho appena detto, in piena libertà, altrimenti lascio la parola alla professoressa Zilli. Ormai questo must quinquennale, che meglio che a Sanremo, voglio dire, ci vuole anche poco, diciamocelo, delle conclusioni. Ecco, professoressa Zilli, a lei, a te. Grazie, grazie. Allora, non so se i nostri ospiti di questo pomeriggio vogliono replicare o intervenire, il professor Romei e il consigliere Bellè, ma li vedo rilassati, giustamente, dopo un pomeriggio molto faticoso. Da parte mia, io mi sono chiesta, ho provato a farmi degli schemi perché ho scritto per 2 ore, mi sono chiesta che cos'altro potrebbe esternalizzare la pubblica amministrazione.
perché ormai l'esternalizzabile è proprio poco, c'è ancora qualcosa e sono forse ancora delle strutture degli enti locali che gestiscono l'assistenza, grosso modo. Questo è ancora l'esternalizzabile. Invece sul reinternalizzabile c'è un mondo enorme e su quelle procedure però francamente credo non si sia utilizzato neanche come schema di riferimento, non dico testualmente, ma dico come schema di riferimento minimamente il DPR concorsi, perché non serviva, come ci ha ricordato poco fa il professor Boscati, per cui certamente non si sono usate più regole di quel che si dovevano usare. Il DPR concorsi però ha un sistema di precedenze e preferenze che è un sistema rigido, per cui anche quello si dovrebbe considerare all'atto di una reinternalizzazione. Credo ci siamo molto appassionati a questo tema, che peraltro è in perfetta continuità con gli interventi a Parma negli ultimi anni, quindi potremo fare un volume a parte di clip dedicato ai seminari di Parma. Da parte mia invito tutte e tutti a seguirci al prossimo clip. Il 14 aprile siamo online da Catanzaro, un clip su un tema molto diverso ma molto scottante in questi giorni di onda lunga dell'8 marzo, flessibilità e condizioni della persona che lavora, non solo cura, ma anche, non solo cura, non solo genitorialità, ma anche disabilità e problemi connessi all'anzianità. Grazie a tutte e a tutti, uno speciale ringraziamento a Parma che ci ha ospitati in questo modo davvero speciale. Grazie, buona serata.